sono in calo quest'anno. Eccoci qua, allora abbiamo visto quindi che c'è questa situazione, presupposti potrebbero essere positivi, però che cosa dovrebbero fare compatibilmente con quello che si può fare naturalmente gli operatori del settore? Perché lei dice non bisogna far sì che sia una cosa mordi e fuggi, ed è corretto anche il discorso, perché questa è una cosa sacrosanta, perché c'è anche tra l'altro il turismo interno che è importantissimo. Il turismo interno è importantissimo, l'anno scorso abbiamo visto, dopo una ripresa nel 2015, un leggero tentennamento l'anno scorso. D'altra parte la situazione economica del nostro paese è quella che è, no, e francamente... Sembra non volerci lavorare sopra su questo. E francamente quando uno ha 100 euro da parte, che magari cambia un paio di scarpe piuttosto che fare la vacanza, quindi purtroppo il turismo interno latiterà ancora, ahimè, per qualche anno. E quello che dobbiamo fare noi come operatori, io credo di poter tutto sommato dire che gli operatori quello che dovevano fare l'hanno fatto, lo stanno facendo o stanno programmando di farlo. Cosa può fare l'operatore? Migliorare la qualità ricettiva della sua attività ricettiva, migliorare la qualità del proprio ristorante, migliorare la qualità del negozio, migliorare questo e quello. Ora, per la stragrande maggioranza, poi ripeto, io non rispondo per i borderline, ecco, per la stragrande maggioranza questo è stato fatto, i cantieri ci sono stati, i cantieri ci sono e i cantieri ci saranno anche l'anno prossimo. Il problema è non cadere nell'antico vizio italico, per cui mi ricordo a Confindustria Vicenza fu detto, credo 20-25 anni fa, caro ministro, c'era il ministro presente, la mia azienda è competitiva fino ai cancelli. Oltre non lo è più, e fu una celebre frase che io mi stampai nel cervello, perché effettivamente vale anche per noi. Io posso avere il più bello albergo del mondo, tenuto da Dio, le più belle camere, il più bel servizio, quello che vuoi, ma se fuori ho marciapiedi rotti, lampioni rotti, non c'è controllo dell'ordine pubblico, questo e quello, lei capisce che difficilmente posso fare impresa a un certo livello. Allora la cosa che più manca secondo me alla nostra offerta turistica, stiamo parlando di un'offerta turistica importante, stiamo parlando di PIL per il Veneto 12 miliardi di euro, non stiamo parlando di bruscolini. Ecco, allora a questi 12 miliardi di euro per diventare 20, perché la mia sfida è, signori, possiamo farne 20 di miliardi di euro di PIL, e credo che a tutti piaccia che un'azienda veneta raddoppi il PIL. Il proprio prodotto. E il problema è quello di rendere facile, in buona sostanza, in una parola, rendere facile arrivare alle destinazioni. In un'epoca in cui si prende il telefonino, in 3 minuti si prenota l'aereo, si prenota l'albergo, si prenota questo e quello, noi abbiamo una voragine, non un buco, una voragine che è quella come arrivo dall'aeroporto fino all'albergo. È un vecchio discorso che con lei abbiamo già affrontato altre volte, ma rimane il nodo cruciale. Io non posso trovarmi all'aeroporto di Venezia con le valigie in mano e adesso c'è un taxi che mi porta fino a Jesolo, Bibione, Caorle, Cortina. Non è un gioco, capisci? Lo scotto potrebbe essere. E allora lì infatti ci allacciamo all'altro discorso che poi è entrato alla cronaca proprio in questi giorni ripetutamente, dei taxi, sistema taxi di trasporto eccetera. Dato per assodato che non abbiamo la metropolitana di superficie velocissima, puntuale, come in tantissime capitali, città del mondo e d'Europa, cioè arriviamo a situazioni, ecco, non abbiamo gli autobus di linea Conforteo, niente. Che cosa può fare il povero turista quando in balia dei taxi, che sono una cosa terrificante perché sono costosissimi, inaccessibili? Allora, il povero turista che cosa fa? In primo luogo, quando diciamo, anch'io sbaglio, perché anche prima ho detto Germania, perché in via colloquiale si dice Germania, noi non abbiamo provenienza dalla Germania, noi abbiamo provenienza dalla Baviera, perché dalla Baviera in 4 ore in macchina si arriva giù col proprio mezzo di trasporto. Da Francoforte, da Amburgo e da Berlino abbiamo perso completamente, e voi considerate, facendo il paragone con l'Italia, è come dire che un'azienda africana vantasse di avere come clienti gli italiani, in realtà sono solo i siciliani, cioè ci perdiamo la maggior parte di un paese che verrebbe volentieri in Italia, perché da Francoforte è intuitivo, prendi un aereo, arrivi a Ibiza, sei in spiaggia mezz'ora dopo. Da noi sono 17 ore di macchina, francamente non è auspicabile. Ora, noi per il momento stiamo sopravvivendo con il turismo di prossimità, quelli che nel raggio di 400, massimo 500 km riescono ad arrivare con l'automobile. Perdiamo completamente tutti i grandi flussi che sono quelli che vengono trasportati su ala.
perché è inaccettabile venire da Parigi, l'ho già fatto una volta, mi pare l'esempio del mio cliente che parte a Parigi con 60 euro di biglietto low cost e ne spende 200 di taxi per arrivare fino al destino. Qui non si tratta di crocefiggere i tassisti, però vorrei essere chiaro, perché i tassisti a loro volta sono vittime del sistema Italia. Un tassista che ha pagato la licenza 150-200 mila euro la deve ammortizzare, e chi è che gliela paga? Pro quota gliela paghiamo tutti noi quando prendiamo il taxi. Ecco, allora bisogna... E allora cosa fa? Perché a questo punto però il problema non si può portare nei secoli, effettivamente, perché il mezzo taxi, lo dicevo, lo commentavo prima, però così, nelle guide turistiche dove sono i vari allerta, Taxi Italia c'è la grande croce, mentre magari vai all'estero, ti incentivano, controlla quelli che sono magari con la targhetta gialla, rossa, blu, quello che vuoi, ma il taxi costa poco, insomma un mezzo politico, diciamo così. E l'automobile a noleggio? Oppure Spagna, Grecia, in tutti i paesi nostri diretti concorrenti, lei con 17 euro, ma massimo 20 euro al giorno noleggia un'automobile dignitosissima. Sì, assolutamente. Qui in Italia è impossibile noleggiare un'automobile, cioè ha dei costi per cui... Allora, vogliamo farci del male e continuiamo a farci del male. Però questo è un settore, è annesso al settore strategico. È il punto, allora, a mio modo di vedere, questo è il punto nodale che deve essere risolto da un paese che vuole darsi come meta l'aumentare i flussi turistici o perlomeno mantenerli. Perché è impensabile che un turista che arrivi da ovunque il mondo, ma anche un italiano, mi scusi, un siciliano che arriva all'aeroporto di Venezia si trova di fianco un cinese nella stessa situazione. Assolutamente. Quindi questo è uno, e viceversa il Veneto che va in Sicilia. Quindi è un nodo che assolutamente va risolto. Ci sono aeroporti dedicati al turismo, tipo l'aeroporto di Malaga in Spagna, che ha una superficie asfaltata di 1 chilometro, mi lasci dire, quadrato per le piste e 3 chilometri quadrati per il parcheggio di tutti i mezzi che tu, uscendo dall'aeroporto, puoi prendere dall'autonoleggio al pullman, al pulmino, al pullman grande, al taxi, a quello che vuoi, e che ti porta a destino davanti alla porta del tuo albergo. Perché poi noi abbiamo fatto anche sulle spiagge, per esempio, abbiamo organizzato un servizio grazie alla TVO di trasporto, però la TVO non può fare trasporto puntuale. Lei dove va? All'hotel Tizio, ti sbarco qua. Fa anche troppo, voglio dire, la TVO. E lì l'ultimo miglio c'è, mancano gli ultimi metri. Noi dobbiamo risolvere questo problema e io le assicuro che ritornerebbero gli inglesi, ritornerebbero gli svedesi, ritornerebbero paesi, tutto il nord Europa che ormai abbiamo perso come clienti. Ci state lavorando su questo? È difficile, ci stiamo lavorando, ovviamente sì, è difficilissimo perché devi interagire con tutta una serie di realtà che si sono incancrenite nel corso degli anni e che è difficilissimo andare a scalzare. Interessi politici a questo punto? Interessi economici e interessi politici, però sono interessi economici che vanno contro l'interesse generale dello Stato, per cui io per salvare la mia botteguccia faccio sì che l'Italia rinunci a 1 miliardo di possibili flussi di turismo perché io devo difendere la mia bottega. Sono botteghe però che anche loro a loro volta, come facevo l'esempio di taxi prima, si trovano un problema a valle. Chi è che lo risolve questa cosa? Cioè ci vorrebbe, la classico è un nodo gordiano, occorre una spada e tagliarlo. O noi tagliamo questo nodo gordiano e liberiamo da questi lacci e lacciuoli la possibilità di venire in Italia. Il mio motto il mio slogan è rendere facile venire in Italia. Faccio un inciso. Se io a un americano di Milwaukee, l'americano vuole venire in Europa, se io gli dico Roma, Londra, Parigi, nomi evocativi, però l'aereo, dopo c'è un problema, il trasporto, questo e quello, ti porto a Granada, che non è una località che fa schifo, voglio dire, però non è paragonabile come Appilla a quella. Ti porto, ti sbarco, ti imbarco, ti sbarco davanti all'albergo, ti servo di barba e capelli, ti riporto a casa, questo va a Granada. Ma è ovvio, torna a casa dicendo sono stato in Europa. Certo. La moglie chiama le amiche, taglia la torta e siamo stati in Europa. E quindi bisogna capire che anche i grandi attrattori, in Italia i grandi attrattori sono Venezia, Roma, Firenze, anche i grandi attrattori soffrono, perché ripeto, l'americano in Milwaukee se fa fatica ad arrivare a Firenze andrà a Praga
Assolutamente andrà sì. a Varsavia. No, ma la cosa che riscontravo è che, per esempio, con stupore, dall'Oriente, giapponesi e quant'altro, cinesi anche di una facoltosi, vengono in Europa con strutture organizzate, fanno 3-4 giorni in Grecia e dedicano 2 giorni, comunque una parte marginalissima all'Italia, poi fanno Parigi, Londra, eccetera, e visitano l'Europa. Ma in Grecia ci stanno di più. E a loro perché? Perché a loro piace, perché è affascinante, comunque in dubbio nulla da dire, da eccepire, certo. Per carità ci sta tutta, ma soprattutto conviene. Ma poi sono organizzati. Esatto, l'Italia diventa un qualcosa proprio per la mancanza di organizzazione onerosissima, certo. E quindi insostenibile. Puoi permetterti quei 2 giorni in Italia, Milano per lo shopping, Venezia e Roma magari perché sono culturalmente, e questo ti toglie tutto il resto del paese perché lo taglia via a sto punto, mentre magari vanno in mete minori rispetto a queste realtà italiane che possono trovarsi in Grecia, salvando Atene, certo. O che so io. Qui c'è una riflessione di carattere più ampio però che mi stimola, che è questa: il nostro è un settore a elastico, non è un settore programmabile esattamente come può essere programmata la produzione di una fabbrica. È un settore che ha domande estemporanee alle quali bisogna dare risposte altrettanto estemporanee, non strutturate. Spiego meglio. Quando lei va in Grecia sull'isoletta Pinco Palla e vede un'altra isoletta o una calle bellissima e arriva un signore con una barchetta anche mezza traballante che le dà un passaggio su quella barchetta lì, lei non controlla mica se questo ha tutti i 17 regolamentari giubbotti di salvataggio, i lanciarazzi, questo e quello, eccetera, eccetera, se ha la licenza e via. Si imbarca, va, vive un'esperienza meravigliosa, magari qualche rischio lo corre anche, però ha vissuto un'esperienza meravigliosa, torna a casa e racconta agli amici. Sì. Uno viene in Italia, vorrebbe andare là, no, non si può perché sa, spiegazione, perché io posso organizzare un servizio con un battello omologato, col capitano, con tutti i crismi, mi costerebbe una cifra tale per cui, non avendo la sicurezza di avere i flussi, non lo posso fare. E allora l'Italia si sta avviando pericolosamente, il Nord Italia più che altro, sì. All'essere una località molto asettica come offerta turistica, cioè noi ti offriamo delle lenzuola pulitissime, ti offriamo da mangiare bene, per carità dell'amor di Dio, però se hai voglia di fare quella cosa che dopo ti riporti a casa nei ricordi, l'emozione, brava, l'emozione non riusciamo a dartela perché con leggi, regolamenti e cose l'emozione non riusciamo a dartela. Sì, e questa è una riflessione altrettanto. Ma questo vale anche per gli italiani, perché gli italiani a volte hanno, ovvero questo, cioè l'Italia per l'italiano non offre quelle emozioni, perché vanno all'estero, perché si va all'estero, perché c'è questa cosa estemporanea, perché c'è ancora, tra virgolette, l'avventura, perché c'è sentirsi liberi poi alla fine, perché è la libertà, dai. Tutti noi ci ricordiamo una volta che in vita, vuoi in Grecia, vuoi in Tunisia, hai mangiato 2 granchi cucinati sulle braccia sulla spiaggia. In Italia? USL, cappa aspirazione, pulizia per terra, questo non si può fare. Sapore che sia ormai niente, non c'è neanche capisci, ma sono i ricordi, il sapore del granchio non te lo ricordi neanche più, ma ti ricordi, hai questa immagine bellissima del mangiare libero in spiaggia, per dire, del fare una gita, di montare sull'asinello che ti porta fino in cima alla rocca di Lindos, queste cose. No, l'asinello deve essere omologato, probabilmente targato da noi, eccetera. Queste cose bisogna rifletterci, perché sono le cose di cui va in cerca la gente, vado in cerca io di queste cose, vanno in cerca tutti di queste cose. Ma infatti, siccome il turismo, come diceva lei, riceve delle spinte da chi vuole dare queste spinte, questi input, è ovvio, perché poi naturalmente si diventa sempre più esigenti. Adesso è un turismo non più giovanissimo come una volta, ma un turismo più in età, perché ovviamente chi ha la certa età ha anche più disponibilità economica, ma che ha già visto magari gran parte di certe località e vuole provare queste sensazioni e emozioni, allora si specializzano nell'offrirle in giro per il mondo. Qui da noi, se vuoi provare queste cose, muoviti da solo, perché forse puoi anche provarle in senso negativo o positivo, però è l'unico modo. Non è bellissima come situazione questa, perché ti limita tanto effettivamente. Abbiamo oggettivamente dei limiti a poter offrire ai nostri ospiti emozioni banalissime, perché poi non stiamo parlando di chissà che cosa. Ma cose come diceva lei proprio molto... Qui fra un po' proibiranno anche i fuochi d'artificio perché i cani si spaventano, cioè ogni tanto io leggo, questo paese sta veramente cavalcando
le manie più allucinanti che nascono negli Stati Uniti in Italia vengono accuratamente coccolate e diventano realtà, perché poi negli Stati Uniti fanno la sparata e poi ragionano, da noi diventano le battaglie ideologiche, le cose, certo. E via. No, ma questo è un dato di fatto. Bisogna riflettere su questo, dopo non so, magari se voi riuscite anche a fare delle osservazioni più importanti per trovare delle soluzioni possibili, però mi sa che noi come Paese proprio ci siamo indirizzati in tutti i versanti su questa china abbastanza pericolosa. C'è un unico termine, è volontà politica, cioè io credo che nel momento in cui un ministro del turismo, un governatore di regione, nei limiti però ovviamente solo della sua regione, questo è qualcosa che è un input che deve partire da Roma, cioè un ministro del turismo che prenda atto di questa cosa, ci rifletta, ci ragioni e si adoperi con i suoi colleghi, peraltro, perché poi è un lavoro, il nostro è un settore terribilmente trasversale. Io faccio sempre l'esempio, il mio collega presidente degli industriali si rapporta con l'assessore regionale all'industria. Io mi rapporto trasversalmente con tutti gli assessorati regionali, perché il turismo va a toccare tutto. Sì, compresa la sanità per assurdo. Tutto, la sanità è fondamentale per noi, per esempio. Va a toccarli tutti, quindi ci vuole un ministro con una grande sensibilità che capisca questo, che capisca che l'Italia ha bisogno di un colpo di manovella molto violento, dare una scossa, cercare di di tagliare le leggi in modo giusto, perché io non voglio che le barche portino i turisti senza avere i salvagenti, sia chiaro, però con quel minimo di elasticità per cui certe cose possono essere un po' più tollerate in caso di piccole attività, cioè quelle piccole cose, ripeto, che fanno piacere. Esatto, che bravo, hai detto che fanno piacere, ha toccato le parole giuste. Torniamo su questi temi, parliamo anche della pedemontana, che è un aspetto interessante, dopo la pubblicità.